Prosegue sino alle 15 di domani l'allerta rossa sul Levante Ligure, in mattinata scrosci violenti sullo Spezzino. Sul nostro territorio preoccupa il moto ondoso in costante aumento. Una violenta mareggiata sta flagellando le coste della Liguria, ha colpito in particolare il Tigullio occidentale. A Rapallo il lungomare invaso dalle onde, crollato un tratto della diga foranea. A Chiavari, Lentella e il Rupinaro monitorati speciali, non si sono registrate criticità, scattate le misure precauzionali per chi abita nelle zone censite come pericolose in caso di allerta. Castiglione Chiavarese, disagi in località Morasca per un cipresso abbattuto dal vento che ha spostato il tubo di un gas. Casarza Ligure ieri per 24 ore senza luce, il sindaco ha chiesto chiarimenti ad Enel. Chiuso il sinodo dei vescovi sui giovani, il Papa nella messa conclusiva ha detto «Dio è giovane e ama i giovani», l'invito a farsi prossimi e ad essere testimoni di Gesù. Buonasera e bentornati a questa nuova edizione del telegiornale. Intanto prosegue l'allerta rossa sul nostro territorio, lo possiamo vedere anche dalla grafica dell'ARPAL. Il provvedimento di fatto continua ininterrottamente per tutta la notte e sino alle 15 di domani, martedì 30 ottobre, per quanto riguarda il bacino C, cioè il Levante Ligure. Dopodiché sarà gialla per 3 ore prima di tornare alla normalità. Sul bacino E della Val d'Aveto l'allerta prosegue di colore rosso sino alle 6 del mattino, poi sarà arancione sino a mezzogiorno e gialla fino alle ore 18. Naturalmente domani, a causa di questa allerta, le scuole saranno nuovamente chiuse su tutto il territorio, così come valgono tutti i provvedimenti di chiusura dei luoghi pubblici e non solo, che erano già previsti per la giornata di oggi. Dopo le abbondanti precipitazioni della giornata, l'osservato speciale in questo momento è il mare. Dalle prime ore di questo pomeriggio, infatti, il vento di scirocco ha dato avvio ad una violenta mareggiata che sta interessando le coste del Levante. La situazione più critica si registra a Rapallo, state vedendo le immagini. Il lungomare è stato completamente invaso dalle onde e dai detriti ed è crollato un tratto di diverse decine di metri della diga foranea. Una situazione che ricorda quella del 2001. L'invito del sindaco Carlo Bagnasco è di rimanere in casa questa sera e di non mettere in pericolo la propria incolumità per assistere al fenomeno della mareggiata. Ma vediamo il servizio da Rapallo con Andrea Capitani. La situazione è molto delicata, ci sono degli ingenti danni al porto Carlo Riva. Dove è crollato un pezzo di muraglione. È crollato un pezzo di muraglione, ingenti danni sul lungomare che noi abbiamo chiuso. Adesso l'invito che fa il sindaco e la nostra pubblica amministrazione è quella di rimanere in casa, c'è molto vento, è pericoloso stare in giro. Ecco, abbiamo visto anche volare palme, rami di palme. Pericoloso. Capisco i curiosi, capisco la tanta curiosità, ce la stiamo mettendo tutta con la polizia municipale, con tutti gli operatori. Fate stare tranquillo l'amministrazione, in particolar modo il sindaco, restate a casa. Il COC continua a essere convocato, la situazione viene monitorata? Assolutamente, il COC, abbiamo messo tutte le forze che avevamo sul territorio, siamo in collegamento costante con la prefettura, con la regione Liguria, sta funzionando tutto molto bene, ma abbiamo bisogno della partecipazione dei cittadini che ci aiutino, come? Rimanendo in casa. Ci troviamo sul lungomare di Rapallo, come vedete l'invaso completamente dal mare in burrasca. Ci sono in questo momento tanti curiosi che assistono al fenomeno, ma anche i vigili del fuoco che stanno invitando le persone a spostarsi verso l'interno, che potrebbe essere comunque una situazione pericolosa. È un po' che non si vedeva un mare così a Rapallo. Moltissimo, anni e anni che non vedevo un mare così. Però c'è stato un periodo, un anno che è arrivato anche in piazza il mare, per cui parliamo di molti anni fa. Sempre comunque uno spettacolo affascinante nonostante i problemi. Affascinante mica tanto, dice lei. Comunque per noi è pare che sia venuto giù anche un pezzo di diga al porto. Purtroppo noi, che ora il mare prende molto meno, che anni fa il porto non c'era e non c'era neanche diciamo, il Policciolo, che per cui il mare era molto più aperto. È già bene così. Adesso si aspetta che passi la notte. Speriamo.
A Rapallo sono decine le attività colpite dal maltempo ed oggi è difficile fare una stima dei danni sperando che il tempo migliori. A dirlo Enrico Castagnone, coordinatore di Confesercenti Tigullio dopo l'odierna ondata di maltempo. Castagnone ricorda gli allagamenti di via Mameli, tra via La Marmora e via Roma e del sottopassaggio di via della Libertà, ma anche le onde alte più di 3 metri che hanno letteralmente invaso la passeggiata. I tombini sembravano geyser, spiega Castagnone, ad ogni nuova onda. E la mareggiata ha colpito anche il lungomare di Santa Margherita Ligure. Allora ci colleghiamo in diretta telefonica con il sindaco Paolo Donadoni. Buonasera. Buonasera a voi. Che problemi avete avuto a causa della mareggiata di questo pomeriggio? La situazione presenta gravi disagi e danni in questo momento su tutta la parte litorale marino. Abbiamo dovuto chiudere i collegamenti viari con Portofino da una parte e con Rapallo dall'altra, la passeggiata mare pedonale è completamente allagata, anche i giardini a mare, ha avuto problemi di allagamento anche la capitaneria e obiettivamente la situazione è ancora in corso ed è ulteriormente aggravata dal buio che renderà più difficili sia gli interventi che i soccorsi. Ringrazio davvero per l'impegno che stanno ponendo le forze di polizia municipale, le squadre di protezione civile e i contatti costanti che abbiamo con Regione Liguria, con ARPAL e con Prefettura. È una situazione che obiettivamente non si vedeva da tanti anni e che va davvero monitorata e che richiede un intervento costante per cercare di essere gestita nei limiti del possibile. Ovviamente in questa situazione l'invito che facciamo alla cittadinanza è di rimanere a casa, perché già è difficile per le forze abilitate poter intervenire, bisogna cercare di evitare di avere poi dispersione di energie su casi collaterali, quindi invitiamo le persone a stare. Ecco, dalla Capitaneria che segnalazioni vi sono arrivate? L'ondata più forte è già passata oppure si prevedono ancora delle situazioni di disagio per questa notte? Ma l'allerta è stata prorogata fino a domani, si prevede che il disagio prosegua anche in orario notturno, con tutte le difficoltà di turnazione, di presenza sul territorio e di possibilità di intervento che ci sono col buio. Per cui ci stiamo attrezzando per potenziare il servizio nelle prossime ore. L'acqua ha rovinato delle strutture, anche dei muretti, vedevamo delle immagini, portando quindi detriti anche su tutta la zona del lungomare e dei giardini, è così? Sì, tutta la zona della passeggiata pedonale, ma anche carrabili, giardini a mare, presenta ovviamente le conseguenze della forza della natura di questa giornata. Abbiamo cercato anche già di intervenire nell'immediato, ma francamente non ha senso perché tempo di pulire poi ritorna al mare che porta altre cose, quindi adesso l'importante è veramente le opere di intervento più urgenti per mettere in sicurezza la situazione ove possibile. Abbiamo il vice sindaco che è sul territorio da stamattina, prosegue i sopralluoghi insieme alla Polizia Municipale, alla Protezione Civile e alla Capitaneria. Io stesso sono qui presente in comune e rimaniamo H24 fino a quando perdurerà questa situazione per cercare di dare il massimo supporto possibile. Al di là della mareggiata, il maltempo ha causato altri problemi durante il giorno? La pioggia sul territorio di Santa Margherita Ligure? Allora, evidentemente l'entità dell'evento ha causato problematiche anche nelle zone interne, ma devo dire che tutti gli interventi che erano stati fatti per cercare di attrezzarsi in maniera utile per il periodo invernale mi pare siano stati positivi per evitare maggiori danni. Il maggior problema arriva dal mare. Obiettivamente in questo momento, oramai da varie ore, da lì che arriva il maggior problema, è anche più difficile poi far fronte a questo problema. Certo. Allora Sindaco, prima di chiudere ricordiamo quali sono le strade chiuse al traffico in questo momento. Allora, in questo momento Santa Margherita è raggiungibile soltanto attraverso il passaggio da Ruta o nella parte alta di Rapallo per arrivare a San Lorenzo, perché è chiusa al traffico e rimarrà chiusa tutta la notte la strada che conduce a Portofino e così anche la strada che conduce a Rapallo da Piazza Vittorio Veneto, fatto salvo che per i mezzi di soccorso e di protezione civile. Grazie Sindaco, buon proseguimento di lavoro. Grazie a voi, buonasera. Ringraziamo Paolo Donadoni per questo collegamento, per averci chiarito anche la situazione a Santa Margherita Ligure, colpita dalla mareggiata oggi pomeriggio con gravi problemi come abbiamo visto anche come nel caso di Rapallo. C'è un altro comune che oggi è stato colpito a più riprese dal maltempo ed è quello di Sestri Levante. Siamo in collegamento in diretta telefonica con il sindaco Valentina Ghio. Buonasera. Buonasera a voi. Ecco, oggi c'è stato un secondo appuntamento con il centro operativo comunale, anzi intercomunale, con gli altri comuni della Val Petronio. Intanto che cosa è emerso? Qual è la situazione in questo momento da voi?
Allora, in questo momento il problema più grosso sono le raffiche di vento che sono veramente molto forti ed elevate, hanno causato la caduta di diverse piante, una importante nella passeggiata Mare Nuova di Riva, in via Brin, un'altra sulla pista ciclabile della passeggiata di Sezera all'altezza del Grande Albergo, altre sparse. E anche nella Val Petronio, dalla riunione del COI, è emerso che a Castiglione Chiavarese, a Casarza, insomma ci sono state cadute di piante, perché questo in questo momento è il problema più rilevante anche rispetto alle raffiche di vento che arrivano dai vicoli della Baia del Silenzio, da Portobello, ed entrano in piazza Matteotti. Poi nella giornata di oggi abbiamo avuto invece anche situazioni di zone dove iniziavano degli allagamenti, quando ci sono state due episodi di precipitazioni più violente. Le squadre che hanno girato continuamente a scaricare i tombini sono riusciti dopo poco a liberare e far defluire l'acqua. Attualmente la viabilità scorre normale su tutto il territorio comunale, possiamo fare il punto anche sulla situazione delle gallerie di Sant'Anna, la zona di Moneglia? Sì. Allora, le gallerie di Moneglia sono aperte perché con l'ultimo intervento di sistemazione della frana della Madonnetta si riesce a tenerle aperte, ovviamente salvo situazioni che in questo momento non riusciamo a prevedere. Le gallerie di Sant'Anna anche sono aperte in questo momento più o meno ogni ora. Abbiamo fatto sopralluoghi e continueremo a farli con ANAS per monitorare l'andamento del mare e quindi prendere le decisioni conseguenti. In questo momento sono aperte, però su questo ci aggiorneremo di ora in ora. Ecco. Invece abbiamo interdetto l'accesso a Renà, alla parte bassa di Renà per la forte mareggiata, e mandato un SMS ai cittadini iscritti a questo servizio, che sono diverse migliaia, proprio per vietare l'accesso ai fronti mare e ai giardini pubblici a causa delle problematiche del vento, e anche abbiamo posto il divieto di esporre il mastello della carta. Questa sera Sestri è serata di ritiro della carta, proprio per evitare danni più grandi rispetto al vento e rispetto ad eventuali possibili piogge della nottata. Questa mattina preoccupava anche il livello del Petronio. Comunque in ogni caso le sembra che il comune di Sesti Levante abbia retto bene a questa ondata di maltempo? Guardi, diciamo che gravi questioni in questo momento non ce ne sono, però la situazione non è la più seria degli ultimi mesi, ecco, proprio per la concomitanza che c'è stata di pioggia, vento e mare. Il Petronio comunque ha un livello nella foce abbastanza alto, sotto controllo al momento, ma costantemente monitorato perché insomma se dovesse piovere con il mare così grosso non riesce a scaricare, e quindi bisogna mettere in atto delle ulteriori misure di sicurezza. Al momento diciamo anche quello è tenuto sotto controllo e non ci sono rischi immediati. Grazie Sindaco, buon lavoro, naturalmente ci aggiorneremo se ci saranno novità. Grazie a voi, buona serata. L'innalzamento del livello del torrente Lavagna ha fatto scattare a Carasco la chiusura del ponte di Comorga. Come viabilità alternativa il sindaco consiglia il Settembrin per chi scende da Carasco verso Chiavari e via Conturli per quanti invece salgono in direzione Leivi. Il fiume resta al di sotto del livello di guardia, ma ha raggiunto una portata che precauzionalmente fa scattare questa misura. Intanto ricordiamo che anche a Carasco domani saranno chiuse le scuole, i parchi, i cimiteri, i giardini pubblici, piste ciclabili, impianti sportivi appunto chiusi al pubblico per il maltempo. Sino alle 15 dovranno essere chiusi gli esercizi commerciali dell'Ipercoop, i negozi della galleria al centro commerciale, il punto vendita del Gross Market, l'ex Sogegros di via Conturli, e poi i ristoranti Tony il Profeta e il West Saloon. Questi sono provvedimenti appunto per una maggiore sicurezza. Quindi su Chiavari adesso la situazione è monitorata costantemente, la risposta dei fiumi cittadini fino adesso è stata buona, resta naturalmente la preoccupazione per il protrarsi dell'allerta rossa. In mattinata qualche allagamento in centro, risolto fortunatamente in breve tempo, ma sentiamo l'intervista di Cristina Oneto. Qual è la situazione su Chiavari? La situazione è sotto controllo anche se è critica.
Il torrente Rupinaro, dove ci troviamo, per adesso è sotto controllo, non abbiamo particolari problemi. Stamattina abbiamo chiamato tutte quelle persone che abitano a livello strada o sottostrada sul torrente Rupinaro nella zona rossa, che hanno partecipato al censimento che abbiamo fatto. Tutte sono state avvisate, tranne due, una famiglia, poi sono state contattate successivamente, hanno una soluzione alternativa. Un'altra famiglia di extracomunitari, vediamo se riusciamo a convincerla ad andare al centro Benedetta Quarone, col quale abbiamo una convenzione. Per quanto riguarda invece il fiume Entella, abbiamo i nostri pluviometri, ci indicano che a Carasco sta arrivando un'onda di cosiddetta di piena, per cui ho appena dato disposizione di passare dalla fase di preallarme alla fase di allarme. Questo significa che adesso partiranno delle squadre di volontari della protezione civile incaricati dal comune e avviseranno tutti coloro che abitano lungo l'Entella di salire ai piani alti. Teniamo sotto controllo la situazione, però la situazione non è certo agevole. In mattinata ci sono stati anche degli allagamenti in centro. Abbiamo avuto un allagamento nel centro storico, soprattutto in via Rivarola, dove eravamo intervenuti con una grossa pulizia l'anno scorso, dove avevamo tolto oltre 120 tonnellate di materiale. Questo ha permesso che i tombini ricevessero l'acqua, in 10 minuti si è risolto tutto, però in questi 10 minuti così intensi c'è stato un allagamento, però il problema è durato una decina di minuti, poi si è tutto risolto. Ecco, per la giornata di domani è prevista allerta rossa sino alle ore 15. Ci sono dei particolari provvedimenti che vengono adottati? Sì, ho adottato un provvedimento, ho appena firmato poco fa, mezz'ora fa, un'ordinanza dove è vietato nei centri riabilitativi dell'Anfas e del centro Benedetta Quarone l'accesso alla cittadinanza. Naturalmente è una situazione meteorologica in rapida evoluzione, quindi per le novità ci colleghiamo ora in diretta in esterna alla foce del fiume Entella con Andrea Capitani. A te Andrea. Eccoci Maurizio, buonasera a tutti, ci troviamo proprio dalla foce del fiume Entella, lato di Chiavari, lo abbiamo visto nell'intervista prima, siamo con il sindaco Marco Di Capua, si parlava sindaco di un'ondata di piena che si attendeva, è passata questa ondata, non ci sono stati problemi? L'ondata è passata, eravamo passati alla fase di allarme, quindi tutti i volontari della protezione civile, anche io personalmente, la polizia municipale, siamo andati lungo l'Entella a dire a tutte le abitazioni censite di passare ai piani alti. Ora che il punto critico è passato, è cessata questa fase, quindi non vi è più l'obbligo di salire ai piani alti, siamo di nuovo nella fase di preallarme. Ecco, difatti vediamo il fiume alle nostre spalle che sta scorrendo, nonostante il forte vento che sta soffiando, si può anche sentire a microfono, il fiume sta defluendo, l'Entella sta scendendo lentamente, la pioggia del mattino, del pomeriggio adesso è passata. Sì, il fatto che non vengano forti piogge nel pomeriggio, a parte fino alle 3, questo ha agevolato le operazioni di deflusso delle acque. Ora noi siamo qua in Viale Marconi. Ecco, il problema adesso, sindaco, è il vento. Via Marconi è chiusa perché è caduto un albero e resterà chiusa per tutta la notte. Esatto, precauzionalmente abbiamo chiuso d'intesa con la polizia stradale Viale Marconi. È caduto un pino storico qui nel Parco Renzi, sulla strada, che avrebbe causato grossi problemi. Abbiamo degli alberi ancora più vicino alla strada, dei pini marittimi ancora più elevati che in caso di vento che soffia da levante verso ponente potrebbe cadere in Viale Marconi, quindi precauzionalmente, visto che stanotte è previsto un picco sia del mare ma anche del vento verso le 10:30-11, abbiamo deciso precauzionalmente di chiudere al traffico per stanotte Viale Marconi. Sul porto ci sono problematiche, al momento non vi risulta? Non ci sono problematiche, anche se era impressionante quando ci sono stato vedere le onde che dalla colmata andavano verso la foce dell'Entella. Questo perché il forte vento che soffia da levante a ponente creava queste onde. Le barche sono state messe in sicurezza dagli ormeggiatori, solo nella parte nuova vi sono state 2 ormeggi che sono stati però prontamente recuperati dagli ormeggiatori di Marina Chiavari. Ecco, qua sul posto, Maurizio, poi ti ridò la linea, abbiamo i consiglieri Paolo Garibaldi e Giorgio Canepa. Il COC Canepa continuerà a essere riunito anche domani, perché domani
Vedete proprio le racche invece da ripiede adesso? Sì, è incredibile. Sì, continuerà anche domani e ci prenderemo cura, come abbiamo fatto oggi, per quanto possibile, anche più del possibile di tutte le cose. Si consiglia alla gente per quanto possibile. Ricordiamo, stiamo in casa questa sera. Stiamo in casa soprattutto questa sera, anche perché questo vento può essere molto pericoloso. Attenzione, se viene giù una tegola o qualcosa del genere. Ecco, e anche noi a questo punto chiudiamo il collegamento da Chiavari, dal lato dell'Entella di Chiavari. Ringraziamo il sindaco e i consiglieri e Maurizio la linea torna allo studio. Grazie Andrea per il tuo collegamento, riprendiamo la linea in diretta dallo studio e proseguiamo parlando della situazione meteorologica, soprattutto della sua evoluzione per le prossime ore. Lo facciamo collegandoci telefonicamente con Gabriele Solari del Centro Navi Meteo di Chiavari. Buonasera. Sì, buonasera a tutti. Allora, che cosa dobbiamo attenderci adesso per le prossime ore e per questa nottata? Sì, allora, il fronte temporalesco che ci ha interessato quest'oggi ormai si sta spostando sulle regioni meridionali italiane e sull'Adriatico, quindi quello non ci darà più problemi, però il centro della depressione sta ormai raggiungendo il Mar Ligure e questa profonda depressione che appunto dà questi forti venti che stiamo osservando in queste ore, raggiungerà il Mar Ligure, quindi il vento non si attenuerà, anzi localmente potrebbe rinforzare, soprattutto nel momento in cui il vento da sud-sud-est, attualmente in atto, si orienterà più da sud-ovest. Questo sud-ovest, soprattutto nelle zone dei rilievi e nelle zone a largo del Mar Ligure, potrà superare il forza 12, cioè la forza appunto dell'uragano, quindi aumenterà considerevolmente il moto ondoso che già attualmente comunque sta provocando diversi danni, soprattutto nelle zone esposte al sud-est, e questa volta l'onda gradualmente ruoterà a sud-sud-ovest con un picco dell'onda previsto attorno alle 2-3 della nottata, attorno a 6-7 metri come massima appunto sulla riviera di Levante, quindi massima attenzione assolutamente. In aggiunta a questa situazione molto complicata dal punto di vista delle condizioni meteomarine e del vento, c'è il nuovo riprendere delle precipitazioni che interesserà questa volta più le zone diciamo nell'entroterra, anche se attualmente si stanno formando in mare nuovi rovesci temporaleschi, quindi comunque ancora precipitazione meno intense sembrerebbe rispetto a quelle che abbiamo avuto quest'oggi, però ci attendiamo nuove precipitazioni. Con lo stato attuale dei terreni ormai saturi d'acqua, i bacini sicuramente risponderanno velocemente a queste nuove precipitazioni, quindi comunque si raccomanda massima attenzione. Quindi la giornata di domani come sarà? Una giornata di tregua per modo di dire, però, perché poi mercoledì pare ci sia l'arrivo di altri temporali, è così? È così, purtroppo. Domani abbiamo una fase di tregua, come dicevi giustamente te, abbiamo ancora però l'onda lunga da sud-ovest ancora attiva nella mattinata e gradualmente andrà ad attenuarsi, però dal punto di vista delle precipitazioni dovremo andare in una fase di stanca. Mentre invece mercoledì un nuovo impulso da sud-est, purtroppo combinato col blocco dell'alta pressione sui bacini meridionali dell'Italia, porterà a una nuova fase critica per l'arco ligure, con la possibilità di nuovo di rovesci temporaleschi anche stazionari. Forse chiedere troppo, però per quanto riguarda i giorni delle feste ci sono già delle previsioni, dei modelli? Sì, diciamo che la situazione dovrebbe andare gradualmente migliorando, anche se al mattino avremo ancora rovesci, soprattutto sembrerebbe nella zona diciamo del ponente genovese e della riviera appunto di Ponente. Noi qui avremo ancora comunque condizioni ventilate, però questa volta molto probabilmente da nord-est, est-nord-est, quindi la situazione diciamo così va migliorando per noi, poiché ci presenteremo sotto vento alla perturbazione che gradualmente si sposterà sul Tirreno meridionale, quindi un graduale miglioramento delle condizioni è atteso, però nuovamente purtroppo nel weekend ci attendiamo una nuova perturbazione, anche se non dovrebbe portare precipitazione, però di nuovo venti intensi, quello sì. Oggi non era particolarmente freddo, le temperature erano abbastanza miti, però è giusto dire che questa fase di fatto ha spezzato quel lungo periodo quasi estivo, potremmo dire tra virgolette. Siamo entrati finalmente, come dire, nella fase più fredda di questo periodo.
Sì, direi di sì. Assolutamente questo impulso d'aria fredda arriva proprio dall'Artico, quindi ovviamente le temperature anche al suolo ne risentiranno. Vero è che comunque questa nuova spinta meridionale, soprattutto per quanto riguarda mercoledì, porterà a un nuovo innalzamento delle temperature temporaneo, perché poi appunto da giovedì, dai giorni delle feste al weekend, molto probabilmente le temperature torneranno a scendere e si porteranno su valori più nella media stagionale. Grazie Gabriele Solari, buon proseguimento di lavoro. Buonasera a voi. Ringraziamo Gabriele Solari del Centro Navimeteo di Chiavari per questo aggiornamento sulla situazione meteorologica che ci fa capire insomma anche quale sarà l'andamento per le prossime ore. Andiamo ora brevemente a vedere il sito dell'ANSA della Liguria che riporta alcuni avvenimenti che sono accaduti oggi nella Liguria a causa del maltempo. Purtroppo questa brutta notizia perché una donna di 80 anni è morta a causa del maltempo ad Albisola Superiore in provincia di Savona. La donna durante una tromba d'aria è stata colpita dalla parte di un tetto. Soccorsa, è stata portata all'ospedale di Savona dove purtroppo è deceduta. Durante la tromba d'aria sono caduti anche alcuni pali dell'illuminazione pubblica. E poi viene ricordato il fatto che ha riguardato la vicina Rapallo, il pezzo della diga del porto turistico Carlo Riva che ha ceduto a causa della violenta mareggiata e che ha colpito la costa del Levante Ligure. E poi nel porto di Vado 4 traghetti, uno dopo l'altro, hanno rotto gli ormeggi. Le navi sono ora in sicurezza, ma la situazione resta critica per la forza del mare, appunto. Uno dei traghetti, che in questa stagione non viene utilizzato e non aveva nessuno a bordo, si è staccato dalla banchina per circa 30 metri ed è stato recuperato dai rimorchiatori e dalla guardia costiera. E la palazzina della stessa società che si trova sul fronte mare è stata evacuata perché minacciata dalla mareggiata. Le onde hanno raggiunto, dice l'articolo, i 7 metri. Intanto è stata rinviata anche la partita del campionato di Serie B Spezia-Benevento. E poi ancora tromba d'aria, grandine e pioggia torrenziale, mareggiata alla Spezia con treni fermi dalle 9:30 di questa mattina per i detriti che sono caduti sui binari. Lo abbiamo raccontato anche nel corso della nostra diretta di oggi. Il maltempo ha colpito alcuni comuni dello Spezzino, in particolar modo a Monterosso e nelle Cinque Terre i sottopassaggi sono stati allagati. Il sindaco ha ordinato l'evacuazione di case e negozi ai piani terra, ma anche i seminterrati del centro storico perché i rivi erano arrivati al massimo della capienza. E poi l'articolo dell'ANSA ricorda che Monterosso è uno dei comuni alluvionati del 2011. Per quanto riguarda il nostro entroterra, in Valtrebbia la provinciale 62 Franco Rolandi è chiusa in località Badaracchi per l'esondazione di 2 rivi e per il cedimento del ciglio stradale, mentre in Valdaveto la provinciale 72 di Alpepiana è percorribile a senso unico alternato a causa del cedimento del muro a valle. Sono invece tutte percorribili le altre strade, quindi nella zona di Ponente, Arenzano, Cogoleto, Valle Stura, compresa la Val d'Orba, la Val Polcevera, Valle Scrivia, Val Bisagno, le valli Graveglia e Sturla, la Val Fontana Buona e poi le zone del Golfo Paradiso e anche in Val Petronio e quindi tutta l'area del Levante la circolazione è tranquilla. Su tutte le strade, ricorda poi la città metropolitana di Genova, è possibile riscontrare la presenza di piccole pietre, foglie e rami. E noi ora ci spostiamo nella zona di Castiglione Chiavarese e Casarza Ligure. I 2 comuni hanno avuto piccoli problemi oggi a causa del maltempo, soprattutto piccoli allagamenti, la caduta di alberi con qualche disagio di troppo a Castiglione Chiavarese, mentre Casarza Ligure ha dovuto fare i conti con l'assenza di corrente elettrica per 24 ore. Vediamo le interviste realizzate al centro operativo comunale a Sesti Levante. Un cipresso è stato sradicato dal vento in località Morasca di Castiglione Chiavarese, nelle vicinanze del centro Costa Zenoglio. A riferirlo il sindaco, oggi presente al centro operativo intercomunale, convocato a Sestri Levante per fare il punto della situazione. La pianta ha spostato un tubo del gas, isolando la frazione e interrompendo 2 strade, una pedonale che è stata chiusa, l'altra relativa all'attraversamento di una via privata. Tecnici subito al lavoro per cercare di ripristinare la fornitura di gas già entro la serata di oggi. Infine, sulla provinciale 523, oggi è caduto un albero, poi rimosso dall'ANAS. Già ieri il comune di Castiglione Chiavarese aveva patito alcune problematiche. Guardi, ieri abbiamo avuto delle problematiche su una stazione Enel che dalla notte si è potuta ripristinare solo un tardo pomeriggio di ieri e poi abbiamo avuto problemi sulla 523 sulle tombinature. È una pianta diversa nella località Casali.
Anche Caserza Ligure, che oggi conta qualche piccolo allagamento e un albero caduto per il vento a Novano, è rimasta senza corrente ieri per 24 ore. Era interessata la frazione di San Lazzaro e Novano, circa 90 famiglie. Oggi io tramite gli uffici ho chiesto a Enel di conoscere i motivi per i quali hanno messo così tanto tempo, pur prendendo in considerazione il fatto che c'era il temporale, ma è inaccettabile perché c'erano persone anziane, persone che avevano bisogno, proprio anche persone collegate con ossigeno, ho dovuto chiamare i carabinieri, le pubbliche assistenza, quindi voglio capire in queste emergenze bisognerebbe che ci guardassimo un po' tutti insieme e visto che è un servizio di pubblica utilità che è quello dell'energia elettrica, ci devono essere delle squadre reperibili che risolvano i problemi in minor tempo, perché sennò veramente si creano dei disagi alle famiglie. Da che ora a che ora siete rimasti senza corrente? Dalle 2 di ieri notte a circa le 2 di questa notte, quindi abbiamo avuto tutta la giornata completa, le persone giovani oppure quelle che potevano uscire di casa si sono arrangiate, quelle che sono state in casa fortunatamente non fa freddo, però ci sono delle situazioni delicate e le abbiamo affrontate con le autorità competenti. Torniamo in studio e proseguiamo con il nostro telegiornale in diretta, questa sera incentrato sulla questione del maltempo che oggi ha riguardato il nostro territorio. Rimaniamo nell'entroterra ma cambiamo zona, andiamo in Valle Sturla perché ci sono delle novità che arrivano dal comune di Borzonasca e siamo in collegamento con il sindaco Giuseppino Maschio. Benvenuto in trasmissione. Buonasera a tutti. Sì. Qual è la situazione ad ora nel vostro comune e quali sono i provvedimenti che avete preso eventualmente per la viabilità? Ma allora, un po' tutto il giorno abbiamo avuto problemi un po' su tutte le strade comunali con delle brevi interruzioni che abbiamo risolto. Diciamo che stasera la viabilità interna è tutta ripristinata, salvo un tratto di strada della strada provinciale per sopra la Croce che è interrotta per frane e caduta piante nel tratto tra le località di Perlezzi e di Prato sopra la Croce. Fino a domani mattina non sarà riaperta, ma fortunatamente abbiamo una bretella di una strada comunale che può ovviare per il passaggio. Poi abbiamo avuto durante la giornata alcuni momenti di interruzione della statale 586 a causa di caduta alberi, ma poi il personale ANAS ha liberato subito la strada. Diciamo in questo momento sta piovendo, ma piovere abbastanza in maniera moderata, i fiumi sono un po' rientrati e quindi insomma in questo momento la situazione è abbastanza tranquilla. Speriamo di passare la notte altrettanto tranquilli. Ecco. Il monitoraggio proseguirà, immagino, anche nelle prossime ore? Certamente abbiamo allertato un po' sia il personale volontario che alcune imprese che sono dislocate sul territorio per verificare le combinature, cunette e quant'altro, ma per il momento, insomma, nel limite del possibile sta andando tutto abbastanza bene. Ecco. Bene, grazie Sindaco, buon proseguimento di lavoro. Grazie, buona serata a tutti. Grazie. Ringraziamo il Sindaco Maschio di Borzonasca per averci fatto il punto della situazione nel suo comune e ora vediamo se è possibile tornare a collegarci in diretta in esterna con Andrea Capitani, che vedo pronto alle mie spalle. A te Andrea. Eccoci Maurizio, sì, buonasera di nuovo, siamo all'interno del porto di Lavagna. Dicevamo che i porti sono le situazioni più critiche, vanno monitorate in queste ore di forte vento. Non so se dal microfono sentite anche il fischio che le barche, il vento che passa attraverso gli alberi delle barche sta producendo proprio in questo momento. Siamo con due volontari di protezione civile, con Salvatore Maiolo che è il coordinatore delle associazioni di volontariato di protezione civile per Lavagna e Andrea Tassano che è il vicepresidente del Radio Club Levante. Iniziamo con Maiolo, situazione che viene costantemente monitorata dal COC che è riunito a Lavagna. Che situazione potete raccontarci? Sì, allora il COC come ha detto è aperto dalle prime ore dell'allerta arancione e continuerà fino a domani al termine dell'allerta rossa. E fino al momento non abbiamo avuto situazioni particolari, solamente 2 eventi di allagamento piccolo nel supermercato CRAI di via Cesare Battisti a Lavagna e nella stazione del comando dei carabinieri di Lavagna. Gli altri interventi sono stati tutti interventi appunto per il vento che abbiamo anche in questo momento, quindi rimozione alberi, cassonetti e ramaglio o pietraie sulla strada. Che indicazioni avete dalla protezione civile regionale? Qual è il momento critico che si aspetta per le prossime ore?
Allora, come momento critico abbiamo adesso intorno alle 22, segnalato dalla sala operativa regionale, il picco, diciamo, di mare più alto, diciamo, più grosso, e un altro fronte che dovrebbe arrivare in serata e poi domani mattina come evento temporalesco. C'è stato un intervento anche di tegole scoperchiate o tetti scoperchiati. Tassano è appena arrivato da questo intervento, che cosa è successo? Dove? Ma fondamentalmente il problema causato dal forte vento che sta tirando ha scoperchiato delle tegole e delle coperture qua in via Marsala, che ha fatto volare appunto queste coperture nella via. Fortunatamente non ha coinvolto persone, quindi è stata prontamente chiusa la via grazie al corpo municipale di polizia municipale di Lavagna, e al momento stiamo monitorando, ci sono 2 volontari che stanno continuamente monitorando la situazione in attesa di sviluppi. Ora cerchiamo un attimo di capire bene, l'abbiamo segnalato al COC e adesso vediamo un po' come la situazione. Tra l'altro le immagini, non so se si vedono, proprio anche gli alberi delle navi che sono inclinate quasi di 45 gradi rispetto all'asse verticale. Questo è il forte vento che sta soffiando. Stiamo anche parlando forte perché proprio il rumore di vento che sta appunto colpendo, flagellando le coste del Tigullio, sta soffiando in questo momento, rende anche difficile. L'invito, e poi ci salutiamo anche per questo collegamento: le persone stare a casa stasera è importante, non mettere in rischio la propria vita anche per un fenomeno magari interessante e curioso come la mareggiata. Assolutamente sì, cerchiamo di evitare gli spostamenti e effettuarli solo per casi di estrema necessità. Ora, la situazione, come diceva prima Salvatore, è in evoluzione e ci aspettiamo dei momenti critici, quindi bisogna prestare la massima attenzione. Bene, dal porto di Lavagna la linea torna allo studio. Grazie ad Andrea Capitani per questo collegamento. Tra poco avremo anche un collegamento con Regione Liguria per fare il punto della situazione. Ora ci interrompiamo un attimo, cambiamo tema e parliamo della chiusura del Sinodo dei Vescovi sui giovani. Ieri c'è stata la messa conclusiva presieduta dal Papa nella Basilica Vaticana. Ascoltare, farsi prossimi e testimoniare sono i 3 passi del cammino della fede al centro dell'omelia del Papa. Vediamo il servizio. La fede è un incontro con Gesù, non una teoria. Così il Papa si è espresso durante la celebrazione eucaristica che ha concluso il Sinodo dei Vescovi dedicato ai giovani. E proprio a loro Francesco ha detto: scusateci se spesso non vi abbiamo dato ascolto, se anziché aprirvi il cuore vi abbiamo riempito le orecchie. La forte esortazione del pontefice rivolta ai cristiani è a non portare le proprie idee, né a voler essere maestri di tutti o esperti del sacro, ma testimoni dell'amore di Dio che salva. La fede passa per la vita. Quando la fede si concentra puramente sulle formulazioni dottrinali, rischia di parlare solo alla testa, senza toccare il cuore. E quando si concentra solo sul fare, rischia di diventare moralismo e di ridursi al sociale. La fede invece è vita, è vivere l'amore di Dio che ci ha cambiato l'esistenza. Non possiamo essere dottrinalisti o attivisti. Siamo chiamati a portare avanti l'opera di Dio al modo di Dio, nella prossimità. Dopo la messa celebrata in San Pietro, Francesco si è affacciato dal balcone del Palazzo Apostolico per la recita dell'Angelus. Lo stile sinodale, ha detto il Papa, è il primo frutto del Sinodo. Uno stile sinodale che non ha come obiettivo principale la stesura di un documento, che pure è prezioso e utile. Più del documento, però, è importante che si diffonda un modo di essere e lavorare insieme, giovani e anziani, nell'ascolto e nel discernimento, per giungere a scelte pastorali rispondenti alla realtà. Al termine della preghiera mariana, il Papa ha espresso vicinanza alla città di Pittsburgh negli Stati Uniti d'America ed in particolare alla comunità ebraica colpita da un terribile attentato nella sinagoga. Come sapete, al Sinodo hanno partecipato anche dei giovani provenienti da tutta Italia in veste di uditori. La Radio Vaticana riporta l'intervista a Federica Ancona, una ragazza di 26 anni, pugliese della comunità di Nuovi Orizzonti. È tra coloro che spiegano l'importanza del Sinodo e soprattutto quali punti concreti sono emersi. Ad esempio, dice Federica Ancona: sono rimasta colpita dalle proposte concrete presenti all'interno del documento finale, come ad esempio l'istituzione di centri
di evangelizzazione oppure di centri dove sia possibile una sorta di convivenza tra giovani e consacrati. Quindi spazi all'interno della Chiesa adibiti ai giovani per la loro formazione e anche per la loro corresponsabilità nella gestione concreta della vita della Chiesa. E nell'ascolto di un Cristo eternamente giovane, i padri sinodali hanno scritto ai ragazzi di tutto il mondo: le nostre debolezze non vi scoraggino, la Chiesa e il mondo hanno urgente bisogno del vostro entusiasmo. Sentiamo allora il testo integrale della lettera dei padri sinodali ai ragazzi di tutto il mondo. A voi giovani del mondo ci rivolgiamo noi padri sinodali con una parola di speranza, di fiducia, di consolazione. In questi giorni ci siamo riuniti per ascoltare la voce di Gesù, il Cristo eternamente giovane, e riconoscere in Lui le vostre molte voci, le vostre grida di esultanza, i lamenti, i silenzi. Sappiamo delle vostre ricerche interiori, delle gioie e delle speranze, dei dolori e delle angosce che costituiscono la vostra inquietudine. Desideriamo che adesso ascoltiate una parola da noi. Vogliamo essere collaboratori della vostra gioia affinché le vostre attese si trasformino in ideali. Siamo certi che sarete pronti ad impegnarvi con la vostra voglia di vivere perché i vostri sogni prendano corpo nella vostra esistenza e nella storia umana. Le nostre debolezze non vi scoraggino, le fragilità e i peccati non siano ostacolo alla vostra fiducia. La Chiesa vi è madre, non vi abbandona, è pronta ad accompagnarvi su strade nuove, sui sentieri di altura ove il vento dello Spirito soffia più forte, spazzando via le nebbie dell'indifferenza, della superficialità, dello scoraggiamento. Quando il mondo, che Dio ha tanto amato da donargli il suo figlio Gesù, è ripiegato sulle cose, sul successo immediato, sul piacere e schiaccia i più deboli, voi aiutatelo a rialzarsi e a rivolgere lo sguardo verso l'amore, la bellezza, la verità, la giustizia. Per un mese abbiamo camminato insieme con alcuni di voi e molti altri legati a noi con la preghiera e l'affetto. Desideriamo continuare ora il cammino in ogni parte della terra, ove il Signore Gesù ci invia come discepoli missionari. La Chiesa e il mondo hanno urgente bisogno del vostro entusiasmo. Fatevi compagni di strada dei più fragili, dei poveri, dei feriti, della vita. Siete il presente, siete il futuro più luminoso. Pero lío. Quiero que se salga afuera. Bene, ora torniamo sulla pagina dedicata al maltempo con la quale abbiamo aperto il telegiornale questa sera. Abbiamo fatto il punto della situazione con le problematiche più gravi che hanno colpito i comuni della costa e dell'entroterra del nostro territorio, con naturalmente l'osservato speciale il vento e la forza del mare. I giornali, anche i quotidiani online, riportano le notizie relative al maltempo che ha flagellato tutta Italia. In particolar modo, per quanto riguarda il nostro territorio, Liguria nella morsa del vento e delle mareggiate, titola così la pagina di Genova di Repubblica. Donna muore ad Albisola travolta da un cornicione, l'abbiamo visto anche prima. Ecco, domani le scuole saranno aperte a Genova perché l'allerta rossa infatti per la giornata di domani riguarda solo 2 bacini, il C per quanto riguarda il nostro Levante sino alle 15 di domani e il settore E dell'entroterra e della Val d'Aveto, invece sarà arancione su Genova e quindi in questo caso le scuole saranno aperte. E poi attenzione anche al pericolo frane, in questo caso viene riportata una notizia che riguarda Genova. A Staglieno, a causa proprio del pericolo frane, sono state evacuate 4 famiglie. Io vi ricordo che potete seguire i vari aggiornamenti sul nostro sito teleradiopace.com, ma anche sulla nostra pagina Facebook, dove sono caricate notizie ma anche video che appunto riguardano la giornata odierna di maltempo. Le potete vedere anche in questo momento, ad esempio quelle che riguardano Sestri Levante, con la raccomandazione del sindaco Valentina Ghio a non esporre i mastelli della carta per questa sera, naturalmente per i disagi del vento. E poi la situazione della viabilità nell'entroterra con la chiusura di 2 strade, la provinciale 62 Franco Rolandi in località Badaracchi in Valtrebbia e la 72 di Alpepiana, che è percorribile a senso unico alternato a causa del cedimento del muro a valle. E poi potete trovare anche i video e le immagini che fanno riferimento alla mareggiata di oggi
naturalmente l'aspetto più grave è quello che ha colpito il Tigullio occidentale, dunque Rapallo e Santa Margherita Ligure, in particolar modo a Rapallo è stata la notizia di apertura il cedimento di una parte estesa del muro della diga nella zona del porto. Per quanto riguarda domani, ricordo naturalmente i provvedimenti di chiusura che erano già validi per la giornata di oggi, naturalmente la chiusura delle scuole. Anche l'ASL 4 ha adottato delle misure preventive che si prendono naturalmente durante l'allerta rossa, pertanto sono sospese tutte le attività aperte al pubblico del Dipartimento di Prevenzione e il consultorio di Corso Dante 163 e sono sospese le attività del polo didattico dell'ASL 4 al villaggio del ragazzo di San Salvatore di Cogorno e le attività di assistenza domiciliare e di cure palliative. Sono posticipati anche tutti gli interventi differibili. Le eventuali procedure non procrastinabili verranno concordate. Inoltre, a causa del prolungarsi dell'allerta rossa, è stata revocata la seduta del Consiglio regionale programmata per domani, 30 ottobre. Naturalmente questa sera non ci sarà la consueta pagina degli appuntamenti perché molti appuntamenti in programma per la giornata di domani e per questa sera sono stati annullati oppure rinviati a data da destinarsi. In particolar modo ci arriva ora una comunicazione: l'evento di questa sera Modernità e Olocausto, che originariamente era organizzato per le ore 21 in via Laggiaro 44 a Rapallo, è rinviato a data da destinarsi. Come dicevamo prima, facciamo un collegamento adesso con la Regione Liguria per avere un quadro più puntuale della situazione meteorologica, ma anche di quello che è accaduto oggi in Liguria. E lo facciamo con l'assessore regionale alla Protezione Civile, Giacomo Giampedrone. Buonasera. Buonasera a voi. Allora, possiamo fare il quadro completo, la giornata non è ancora terminata, ma a questo momento, appunto, come è andata nella nostra regione oggi? Beh, direi che intanto purtroppo dobbiamo registrare una vittima e fare il cordoglio ai familiari di questa signora che è deceduta dal Bissola Superiore per il crollo di un cornicione da un'abitazione privata. Il vento di oggi e le mareggiate sono state veramente molto significative insieme alla grande pioggia che direi ci ha accompagnato nelle ultime 40 ore. Abbiamo picchi di circa 500 mm d'acqua nelle ultime 40 ore. Sono numeri veramente importanti, quasi come dire, mai visti sui nostri territori, anche per una perturbazione che ha una fenomenologia non certo tipica dei nostri territori. Nel pomeriggio poi questo forte mare insieme al vento come dire, sulla parte di levante della Liguria ha scatenato veramente situazioni molto critiche e significative fra il Tigullio, lo Spezzino e come dire tutto direi il centro levante genovese, e ci attendiamo ancora una fortissima situazione di vento per tutta la nottata, quindi veramente una massima attenzione per quanto riguarda il vento e le mareggiate. Uso voi per fare un appello a tutti i cittadini di non mettersi in viaggio e in condizioni di pericolo, come dire, se non strettamente necessario, quindi evitare di andare a vedere come dire, il mare, le situazioni più critiche, perché possono veramente queste raffiche causare pericolo per l'incolumità pubblica. Ecco, da parte vostra come proseguirà il monitoraggio durante le prossime ore, durante questa notte? Noi abbiamo la sala operativa che accompagnerà tutto il perdurare dell'allerta rossa, che lo ricordiamo nella parte più centrale della nostra regione termina alle 24, ma che nella zona da Portofino fino a Sarzana invece perdura fino al pomeriggio di domani. Ci aspettiamo forti raffiche ancora fino almeno alle 3 di questa notte e ancora piogge diffuse. Domani mattina i fenomeni dovrebbero via via attenuarsi, faremo anche eventualmente una valutazione su quelle che saranno poi le ore successive, perché nella giornata di mercoledì prevediamo un ritorno di una perturbazione certamente di minore intensità, non sappiamo ancora quindi di che grado eventuale di allerta, ma sicuramente nella giornata di mercoledì avremo un tornare di una perturbazione che attraverserà la Liguria. Anche perché ora il problema è quello dei terreni che sono molto saturi di acqua, ne hanno ricevuta in abbondanza in pochissimo tempo. 500 mm credo che sono numeri veramente significativi ed importanti. Consideriamo anche che le risposte dei corsi d'acqua, anche al netto della tregua che ci auguriamo arrivi quanto prima e ci sarà nella giornata di domani, quando sono saturi rispondono in maniera più significativa in minor tempo, quindi basta molta meno acqua di quanto è già caduta fino ad oggi per
arrivare a situazioni di esondazioni o comunque di portate significative. Questo fa sì che, come dire, la valutazione dei nostri idrologi da lì alle prossime perturbazioni sarà sicuramente una valutazione più come dire, efficace dal punto di vista delle valutazioni di quanta pioggia è già caduta. Il prossimo punto di informazione per quanto riguarda il monitoraggio meteorologico, domani quando lo farete? Credo domani nella mattinata, insieme a una prima computa anche dei danni che stiamo via via registrando, devo dire da questa mattina. Siamo partiti nell'entroterra dello Spezzino e nelle Cinque Terre con situazioni di piogge diffuse e di esondazioni di canali minori che hanno provocato smottamenti, situazioni come dire, di arterie stradali che hanno avuto diverse situazioni negative, e poi via via nel pomeriggio siamo evoluti alle mareggiate e al vento. Domani faremo il punto di valutazione e dopodiché cercheremo, come dire, di fare anche il quadro in vista delle 24 ore successive, cioè sulla giornata di mercoledì. Pensa che ci siano gli estremi per chiedere qualche provvedimento, diciamo, urgente di qualche tipo? Lo stiamo valutando e proprio in questi minuti c'è una riunione in corso con il Dipartimento Nazionale, con tutte le regioni d'Italia. Ricordiamo che il centro-nord del Paese era sostanzialmente in allerta rossa per questa perturbazione veramente molto importante. Lo faremo dalla giornata di domani in poi. Credo, come dire, che la computa dei danni sarà molto importante. Valutiamo anche con le altre regioni se c'è la capacità economica per arrivare a chiedere lo stato di emergenza. Direi che sullo stato di emergenza regionale invece ci sono tutti i crismi per poterlo riconoscere e perché avvieremo ovviamente le pratiche per concederlo. Bene, grazie Assessore, buon lavoro, ci risentiremo per gli aggiornamenti allora. Grazie a voi, arrivederci, buon lavoro. Ringraziamo l'assessore regionale alla protezione civile. Intanto io ricordo attraverso anche la grafica dell'ARPAL l'allerta appunto di colore rosso per quanto riguarda la giornata di domani sul Levante, il bacino C sino alle 15 e poi anche la zona E dell'entroterra e della Val d'Aveto, poi naturalmente su Genova però finirà a mezzanotte, poi sarà arancione, così anche sul bacino D. Adesso ci spostiamo a Zoagli per non l'abbiamo ancora, adesso vediamo allora se è possibile collegarci col sindaco di Zoagli per un ultimo aggiornamento. La parte più grave oggi causata dal maltempo è quello che proprio ha toccato il Tigullio occidentale, lo dicevamo, con la mareggiata che ha colpito soprattutto Zoagli, Rapallo e Santa Margherita Ligure. Abbiamo sentito in apertura di telegiornale il collegamento con i rispettivi sindaci. Il problema più grave è quello che ha riguardato la passeggiata a mare di Rapallo e soprattutto una parte del molo della diga nella zona del porto Carlo Riva di Rapallo. I danni più gravi sono stati quelli, poi c'è naturalmente da tenere sott'occhio la situazione del mare per le prossime ore, in particolar modo la viabilità del territorio, per esempio a Sestri Levante, dove la situazione anche da parte del Comune e dell'ANAS è continuamente monitorata. Allora dicevamo, il collegamento con Zoagli è pronto, do il benvenuto al sindaco Franco Rocca, buonasera. Buonasera a voi. Allora le chiedo subito, il maltempo quali disagi ha causato nel vostro comune oggi? Allora, a prescindere da una mareggiata che già parecchio tempo mi ricorda quella del 2001 quando entrò dentro... Pronto? Sì, la sento, no. La sentiamo. Mi sente? La sentiamo bene, sindaco. Bene. Mi sembra quella del 2001 che viene parallela alla costa e che è entrata nel Golfo di Rapallo. Per quanto riguarda la passeggiata a mare non sappiamo ancora nulla. Per quanto riguarda i versanti a terra, 2 frane che abbiamo subito messe in condizione di dare la viabilità, e adesso col vento che si è scatenato ogni 10 minuti, ogni mezz'ora una segnalazione di un albero divelto sulle strade. Tra l'altro sono i volontari della protezione civile e la Croce Bianca di Rapallo a aiutarci. Ecco, tra l'altro sul lungomare era previsto anche un lavoro di rafforzamento della scogliera. Eravate già partiti con questo lavoro?
Sì, l'abbiamo già fatto. Aspetti un attimo che mi sposto con la macchina. Ricordiamo che c'era appunto un lavoro di messa in sicurezza. Speriamo che resista. C'era anche il molo di Capitan Solari che l'abbiamo rinforzato e speriamo bene. Allora Sindaco, ci risentiamo, domani farete immagino un sopralluogo per verificare appunto i danni eventuali. Sì, speriamo, lavoriamo tutta la notte col presidio del personale e dei volontari di tagliare gli alberi per la viabilità, di mettere sempre in condizioni che non subisca delle frenature, delle opposizioni alla viabilità, ecco. Certo. Bene, grazie allora Sindaco Franco Rocca, buon proseguimento di lavoro. Buonasera. Abbiamo fatto così il punto anche sul comune di Zoagli, pertanto ci avviamo alla conclusione del telegiornale. Io ricordo ancora naturalmente l'allerta rossa per la giornata di domani sino alle 15. Le scuole domani saranno chiuse e quindi valgono tutti i provvedimenti che erano in vigore anche oggi, quindi anche per la giornata di domani naturalmente, per i luoghi pubblici e non solo. Allora mi segnalo dalla regia che è pronto un altro collegamento con Franco Senarega, che è il delegato alla viabilità per la città metropolitana. Buonasera. Ascoltatori. Ecco, abbiamo fatto il punto nel corso del telegiornale di alcune situazioni critiche sulla viabilità della città metropolitana. Ecco, ci può fare il quadro completo della situazione legata al maltempo di oggi? Ascolti, io ho gli ultimi aggiornamenti della centrale operativa della città metropolitana, che è aperta quando c'è allerta rossa e arancione, e vi dico che la 77 a Boasi è aperta a senso unico alternato per uno smottamento che c'è stato nel tardo pomeriggio. Abbiamo analoga situazione sulla 66 a Sciab-Borasca di Cogoleto con senso unico alternato, e abbiamo invece sempre in Cogoleto la chiusura della 78. Abbiamo sulla 45 di Santa Maria Giulia un senso unico alternato e la 49 di Bortonasca chiusa. Abbiamo la 62 chiusa per allegamenti già da ieri a Torriglia e abbiamo la 227 chiusa. Queste sono un po' le situazioni che in questo momento arrivano come informazioni dalla nostra centrale. Certo che la pioggia sembra dare una tregua, preoccupa il vento perché quello provoca spesso cadute di alberi e induce, raccomando quindi a tutti la massima attenzione. Ecco, questo nelle ultime ore ci sta un po' preoccupando. Ecco, prima in collegamento con l'assessore regionale Giampedrone si parlava di un'eventuale conta dei danni, anche dal punto di vista della viabilità provinciale saranno molto elevati naturalmente. Ma onestamente al momento come conta danni sulla viabilità metropolitana stiamo rilevando, a parte forse un cedimento a valle, in tutte situazioni facilmente risolvibili perché sono piccoli smottamenti. Ripeto, abbiamo avuto dei problemi con la caduta alberi. Certo, dovremo valutare nelle prossime ore, nei prossimi giorni, perché la situazione è in evoluzione, abbiamo ancora il perdurare dell'allerta rossa, poi diventerà arancione, quindi serve sicuramente qualche giorno per valutare anche l'entità dei danni. Diciamo che al momento sono, per quanto ci riguarda, abbastanza contenuti. Ecco. Bene, grazie Franco Senarega, delegato alla viabilità della città metropolitana, buon proseguimento di lavoro. Buon lavoro a voi, buon lavoro a tutti, buona serata a tutti. Bene, siamo giunti al termine del telegiornale. Io ricordo di continuare a seguirci sul sito teleradiopace.com dove potete trovare tutte le notizie, i filmati, le foto relativi alla giornata di oggi e anche gli aggiornamenti successivi. Poi naturalmente domani torneremo a collegarci alle 7:30 con il Buongiorno di Telepace in diretta con Marco Revello, dove torneremo ad aggiornarvi sulla situazione meteorologica. Come sapete appunto prosegue in allerta rossa sul nostro territorio sino alle 15 di domani. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata, arrivederci.